di averlo qui anche nella doppia veste in quanto presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani di Napoli, e lo invito a farci una sua riflessione. Grazie. Vorrei precisare una cosa: non sono professore, io sono Antonio Amoretti, forse il più giovane comandante di squadra partigiana delle 4 giornate di Napoli. Infatti, il 28 settembre del 1943 avevo appena compiuto 16 anni, ero uno studente senza scuola perché la mia scuola, come tante altre, era stata bombardata. Sentii il dovere, il bisogno, la necessità di scendere in strada con un gruppo di miei compagni di quartiere, tra i quali c'era un ebreo, e voglio precisare perché si è parlato della contestazione, la brigata ebraica. Nel mio gruppo c'era un ebreo, ha combattuto con me contro i tedeschi e i fascisti durante le 4 giornate. Ora noi siamo qui, purtroppo dopo 70 anni, questa cerimonia, guardate, sembra strano, in un paese civile, progredito come il nostro, che aspettiamo 70 anni per ricordare una grande figura di patriota, un partigiano che ha dato la vita in una terra che non era la propria, perché non è avvenuto a Via Gragnano, ma è al nord, come tanti altri nostri concittadini meridionali che hanno dato, furono forse i primi a dar vita alle bande, cosiddette bande partigiane, dopo l'8 settembre, quando il nostro esercito si sfasciò perché il re Fellone con tutti i generaloni dell'epoca se la diedero a gambe e lasciarono i nostri soldati alla mercé dei tedeschi, i quali già avevano occupato, che già dominavano, nonostante il patto di amicizia dei fascisti e i nazisti, occupavano già l'Italia. E vi porto un esempio, per una prova. Non so se siete a conoscenza dello scoppio di quella nave, la Caterina Costa, durante il periodo che eravamo alleati, Italia e tedeschi. Si scoppia un incendio a bordo della Caterina Costa. Gli italiani volevano rimorchiare la nave e portarla al largo per paura che potesse esplodere, perché era carica di munizioni e di armi. Beh, i tedeschi imposero, dice no, gestiamo noi perché questo incendio siamo in grado di spegnerlo, e non la fecero portare al largo, con la conseguenza che migliaia di cittadini si erano accalcati per vedere questo spettacolo della nave, dell'incendio, furono investiti dallo scoppio e morirono tantissimi. Pensate che i proiettili andarono ad esplodere a chilometri di distanza, pezzi di carri armati al vomero per tutta Napoli. Questa è la prova che i tedeschi già comandavano. Dopo l'8 settembre non ne parliamo proprio. Pensate che il giorno 11 settembre, questa è una cosa che io ho portato a conoscenza dopo 62 anni, in una cerimonia con i carabinieri, che l'arma dei carabinieri, voglio qui ribadirlo, come la Polizia di Stato e la Finanza, ci diedero un grande contributo di partecipazione diretta, oltre che a fornirci le armi. Dicevo, il giorno 11 settembre, cioè 3 giorni dall'armistizio, in via Marchese Campodisola, Palazzo dei Telefoni, c'era un gruppo di carabinieri comandati da un semplice brigadiere, armati solo di moschetto e di pistola d'ordinanza, attaccati dai tedeschi con mezzi blindati e armi automatiche. Gli imposero la resa, ma non si arresero, resistettero e furono successivamente tutti e 14 fucilati. Di questo episodio eroico di resistenza, di vera resistenza, nemmeno i carabinieri lo conoscevano. Io dopo 62 anni, in una manifestazione congiunta dove l'Arma dei Carabinieri mandò anche la propria fanfara per ricordare il corteo che aveva accompagnato le salme
dei caduti al Vomero, nel campo sportivo del Vomero, perché a Napoli anche il cimitero era inagibile, perché Napoli ha ricevuto 104 bombardamenti, oltre 20.000 morti, mancanza e un bombardamento terroristico, quello del 4 agosto 43, che in un solo edificio, perché la bomba anziché scoppiare al primo impatto andò a scoppiare nel rifugio antiaereo, causò 470 morti.